Buon pomeriggio ragazzi. Buon pomeriggio. Online. Si ritorna ai nostri appuntamenti online, finalmente al computer. Ci voleva un po' di relax. E oggi abbiamo ospiti David Basotti e Danilo Rossi. Ciao ragazzi. Ciao ciao. Ciao. Il nostro Gianmarco è immancabile. Ormai non facciamo nulla se non abbiamo il consenso. E quindi è il nostro controllore in questo caso. Siamo all'inizio, vi spieghiamo cosa ci sarà in questa diretta, quindi nella parte iniziale spiegheremo nuovamente in maniera semplice cos'è il nostro nuovo centro stampa, come poterlo gestire. E David Basotti e Danilo Rossi sono nostri ospiti perché anche loro hanno fatto tutto il processo che c'è dietro il centro stampa, quindi hanno fatto il loro primo test a casa, hanno utilizzato i listini, hanno fatto le loro vendite, hanno guadagnato le loro commissioni e hanno soddisfatto i loro clienti, il loro pubblico. Anzi, ne approfitto per dire a David Basotti che abbiamo una busta tua qua. Quindi Grande, mi sa che è l'ordine che è partito ieri, penso. Giusto? No, questo è un ordine di oggi. Ah, è oggi addirittura? Ah, quello che ho visto prima. Hai visto? Non lo sapeva nemmeno, non lo sapeva nemmeno. Poi vengono a dire, ma si possono guadagnare soldi senza che io ne so nulla? Neanche lo sapeva. Beh, in realtà sono arrivati 2 ordini oggi, però non pensavo di vedere la busta in diretta, perciò... Guarda, me l'hanno salito e mi hanno detto, ma David oggi è online? Sì. Fagli vedere questo che domani mattina parte, è già pronta. Grandissimi, grandissimi. Ok, quindi fra un po' iniziamo a salutare un po' di gente, però prima di passare alla presentazione del nostro centro stampa, iniziamo da David. Chi è David? Perché sei qua con noi? Raccontaci un po' di te. Io sono un fotografo freelance e lavoro per l'80% sulla parte sportiva. Non ho uno studio mio, ma lavoro praticamente tutto online. E lavoro con varie agenzie per fotogiornalismo, perciò, e poi faccio tanti lavori per le varie palestre della mia zona, per i saggi di fine anno, se non collaborazioni particolari per foto da vendere durante l'evento, tipo questa qua dietro, qua, che abbiamo fatto, stampata da voi direttamente, e tra l'altro faccio tutte quelle cose lì. Dopo ci sono anche cresime, matrimoni, eventi, eccetera. Diciamo che la vostra piattaforma la utilizzo per tutto. Veramente. Dove ti trovi, David? Geocalizziamoci. Sono geocalizzato nella zona fra Salò e il Trentino, e a 20 minuti da Salò praticamente, in provincia di Brescia. Benissimo. Invece Danilo Rossi, chi è? Che ci fai qua con noi? Io, anch'io sono un fotografo freelance, avevo uno studio anni fa che poi ho deciso di chiudere perché mi prendeva più tempo a stare lì e alla fine era diventato un impegno troppo grosso a livello di presenza, quindi ho preferito andare in giro a fare le foto. Quindi ho chiuso lo studio e ho iniziato a lavorare con varie piattaforme online finché non ho trovato questa che è stata veramente non so come si dice, però quello che cercavo. E quindi da quando ho iniziato a collaborare con voi, devo dire che le cose sono molto si sono semplificate di molto e quindi ho molto più tempo per andare in giro a fare foto piuttosto che a stare a mandare stampe o altro. Quindi possiamo dire che non hai bisogno dello studio. No, non ho bisogno, ma non ho bisogno neanche di stare a mandare provini, stampe, insomma, mi occupo prevalentemente di foto di spettacolo, musica, concerti, quindi scuole di musica, saggi, e questo è veramente comodo. Ti devo dire che negli ultimi lavori ho imposto questo sistema, nel senso che non ho dato scelta, perché ho pensato che comunque il cliente va abituato a lavorare in un certo modo e devo dire che i risultati sono stati veramente benissimo.
breve presentazione, fra un po' adesso vi mettiamo in backstage e fra un po' vi richiamiamo per approfondire un po' l'argomento quiz. stampa. Okay? Ci mettiamo dietro le quinte, quindi potete ascoltare e fra un po' ritorniamo da voi. Spieghiamo in linea di massima al centro stampa. Oggi andiamo più veloci, visto che già molti hanno apprezzato la diretta scorsa e hanno già visto questa parte, quindi andremo più veloci. A fra poco, ragazzi. Quindi Gianmarco, visto il brand decide, ha detto bene il romano, dicendo ma io non do scelta, io ho fatto così, ho deciso così e l'ho lanciato così, no? Apple fa scuola, nell'ultimo aggiornamento iOS 17 ha cambiato la suoneria di Instagram, non so se lo sai, che non si può nemmeno modificare, quindi la decido io, così è e così basta. Come Alexa si chiama Alexa, non puoi chiamarla in un altro modo. Quindi a volte nel mercato devi osare, se no non raccogli. Prima di iniziare voglio salutare un po' di gente che è online, mi sembra doveroso, come Paolo Ponti, come Mirko Matera che era ospite martedì scorso, ma Massimo Mattia, siamo gentanti, il grande nostro Marco Noto, Franco Cavaleri, possiamo iniziare. Spieghiamo in linea di massima che cos'è questo centro stampa, quindi io vi spiegherò lo strumento, Gianmarco vi spiegherà la monetizzazione, perché abbiamo deciso che ognuno di noi parla di quello che conosce meglio, no? Il motto di Gianmarco è dire che non è un fotografo, è un business coach, ovviamente, quindi se fosse stato un fotografo... No, ci sono anche gli ibridi, Sì. Però io non sono meno tempo da dedicare alla formazione, quindi vabbè, argomento messo da parte. Cos'è il nostro nuovo centro stampa? È, a differenza di quello che avevamo prima, un sistema che ti permette di automatizzare le tue fotografie, quindi far sì che guadagni dalle tue fotografie in 3 semplicissimi step. 1, il vostro cliente che ha già le gallerie immagini, si presume che già avete dato il vostro servizio, fa un ordine online direttamente dall'applicazione. L'ordine arriva al nostro centro stampa, noi ci curiamo di stampare e brandizzare, come abbiamo visto, il packaging con il vostro logo, quindi la percezione del cliente è quella di ricevere le foto al nome del fotografo e inviare le commissioni maturate. Ok? Quindi a differenza di un sistema che utilizzavamo prima, in cui dovevamo acquistare le fotografie per riceverle in studio per poi riconsegnarle al nostro cliente, oggi abbiamo l'opportunità di vendere on demand, quindi è il cliente finale che acquista il prodotto e noi riconosciamo la commissione al fotografo, con tantissimi vantaggi, perché non dobbiamo generare enormi fatturati e poter sforare dai nostri regimi, se qualcuno ha dei regimi forfettari, quindi fatturare solo gli utili che si generano. I vantaggi sono quelli di poter avere un packaging personalizzato, a differenza della gestione personale che dovreste comprare cartoncini, mettere loghi, un sistema macchinoso complicato, quindi fare delle convenzioni con un centro stampa, quindi automatizzare l'intera logistica di stampa e alla fine presentarvi super innovativi con i vostri clienti, perché in 48 ore possono ricevere da casa le loro fotografie. Noi abbiamo clienti che ci hanno scritto che hanno venduto il plotter perché hanno riconosciuto che era più comodo farli stampare dal nostro centro stampa che dover andare lui in studio, aprire il file, stamparlo e mandarlo al cliente per poi cercare il packaging, il centro di spedizione, ci vado domani, in ritardo 3 giorni. Quindi ovviamente smazzarsi la logistica ti permette di impegnare il tuo tempo in tante altre attività che sai benissimo farebbe solo comodo. Detto questo, Gianmarco vi parlerà di cosa significa avere un negozio di stampa online sempre aperto. Sì, perché
Avere il negozio sempre aperto significa sostanzialmente permettere al cliente di acquistare quando gli pare, utilizzando l'accento dell'amico romano, perché è libero in quel momento e vuole comprare in quel momento. Quindi da questo punto di vista tu non hai bisogno di essere presente nel negozio. Questo ovviamente ti dà una serie di vantaggi. Uno tra questi è quello di poter sostanzialmente monetizzare del tuo lavoro più a lungo termine, perché ovviamente non hai i costi di gestione, il negozio essendo chiuso non consuma luce, non consuma le tue ore di lavoro, non consuma la tua fatica, okay, quindi il negozio è aperto a costo zero praticamente. Oggi abbiamo la dimostrazione di 2 fotografi che non ce l'hanno lo studio. Esatto, e tra l'altro abbiamo la dimostrazione di uno che non sapeva che stava guadagnando soldi mentre era qua con noi, quindi in diretta lui era qua e intanto qualcuno aveva fatto l'ordine, non in questo momento ovviamente, ma in precedenza aveva fatto l'ordine che era stato stampato pronto per partire domani, quindi in teoria lui ha già ricevuto i soldi, perché poi alla fine non in teoria, in realtà in pratica, perché altrimenti le foto non sarebbero state stampate. E uno degli aspetti più importanti che va a scardinare a Pure Shoot con il centro stampa è il discorso legato alla monetizzazione. È un concetto nostro del sud soprattutto. Noi abbiamo un romano ed un veneto, giusto se ricordo bene, e poi ce lo dirà lui se ho detto una cosa esatta o no. E un concetto nostro è quello di dover lavorare per produrre un risultato. A volte si può anche lavorare al meccanismo che ti permette, una volta avviato, di produrre un risultato in modo automatico nel tempo. E quindi quello che è il meccanismo che il fotografo avvia cos'è? Prendere i suoi file, metterli online, caricarli, creare una gallery, condividere un link e il gioco è fatto, è finito. La macchina è E viva. questa macchina, una volta avviata, continuerà a girare per tutte le persone che vorranno acquistare. Quindi esiste realmente il sistema di poter avere un guadagno senza produrre uno sforzo? Sì, soltanto che noi al sud siamo un po' troppo legati al concetto del dover sudare per produrre un risultato economico, mentre in realtà i business che funzionano sono quelli dove vanno in automatico, no? Si sente parlare sempre di delega, l'imprenditore più è quello che delega. Benissimo, in questo caso l'imprenditore che è il fotografo, e magari è solo lui, delega, ma non delega a un altro, delega a un processo. Questo processo è appunto a Pure Shoot con il sistema delle stampe automatiche. Questo è il nocciolo della questione, quindi è una questione di scelta se investire un pochino del proprio tempo, piantare un seme per poi annaffiare e vedere la pianta crescere, oppure se ogni volta smazzarsi nel fare in proprio, o addirittura ci sono quelli che dicono a me non interessa, e poi invece facendo magari un calcolo semplicissimo ti trovi a fine anno che hai lasciato sul tavolo 7, 8, 10, 15, 20.000 euro. Guarda, uno dei più grandi gap ultimamente, per forse la quantità di contenuti che abbiamo, è il fatto di trovare persone che sono molto interessate alla piattaforma, ma credono che iniziare sia qualcosa di complicato. Voglio approfittarne, visto che siamo live, per spiegare a chi mi dice personalmente da 2 anni che no, voglio fare domani, dopodomani, un po' mi sa come quella della palestra, no? Mi iscrivo il lunedì. Una cosa che voglio ricordare a tutti quelli che stanno ascoltando è che abbiamo un customer service che ti permette di guidarti passo passo, però con una guida realmente molto attenta. Abbiamo una consulenza di 1 ora totalmente gratuita e che ti permette di farti una panoramica generale sulla piattaforma. Abbiamo delle consulenze personalizzate sui vari moduli, quindi se qualcuno, faccio un esempio, vuole utilizzare il modulo preventivo e contratti, abbiamo
un tour guidato con un nostro operatore, oltre ad avere tanti videotutorial, ma se qualcuno ha l'esigenza di una persona dall'altra parte che lo guida, lo fa stare più sereno, noi lo consigliamo anche perché è veramente molto efficace. Sappiate che iniziare è la cosa più facile che ci possa essere, perché sarete guidati in base alle vostre esigenze, non in base a quello che è lo strumento, in base a quello. La prima cosa che vi chiederanno i nostri operatori è: chi sei, di cosa ti occupi, ti do le info utili su come gestire il tuo tipo di attività. Abbiamo una grandissima esperienza adesso acquisita in questi 3 anni e con migliaia di utenti, che sappiamo benissimo cosa consigliare, a chi consigliarlo. Ora magari ne parliamo con i nostri ospiti e ci facciamo raccontare la loro esperienza al riguardo. Però andiamo avanti perché ci siamo un po' dilungati oggi. Centro stampa, chi vuole informazioni utili, abbiamo creato un video, abbiamo sempre il nostro centro assistenza che vi ascolta con immenso piacere, il nostro Angelo che è dietro le quinte pure lui. Passiamo agli ospiti, facciamo entrare perché non voglio che magari staccano perché si annoiano. Ragazzi, siete ancora qua? Ci siamo. Sì, certo. Benissimo. Da Brescia, non dal Veneto però. Gianmarco. Da Brescia. Vabbè, dai, ti perdono per sta volta. Io prima di iniziare voglio salutare il nostro Michele Di Sarno, perché è uno dei nostri ambassador che ci segue sempre volentieri. Siamo online. Ok, ciao Miki. Iniziamo con le domande iniziamo, stavo dicendo per lettera, però vi si chiamate entrambi con la D. Vabbè, iniziamo da David, che è sulla devi sinistra. far scegliere la busta però, la 1, la 2 o la 3. Ok, le domande sono semplicissime, siamo liberi di dire quello che vogliamo perché siamo in una piazza pubblica. Ci sono degli ospiti online che possono farci qualsiasi tipologia di domanda, quindi invito a chi sta ascoltando a fare delle domande inerenti al centro stampa, se non andiamo troppo fuori tema. Esatto. E iniziamo con David e gli chiediamo quali sono state le tue impressioni quando abbiamo annunciato il centro stampa. La mia prima impressione è stata wow. Dopo c'è stato un problema, nel senso che io avevo già fatto dei contratti con alcune palestre a cui avevo promesso una tipologia di coupon di sconto che non era attivabile con il centro stampa, il che mi ha un po' rallentato tutto il discorso di utilizzare al 100% il centro stampa. Ma adesso siamo a fine di questa cosa qua e sta andando tutto a meraviglia, come avete dimostrato prima con il mio pacchetto che sta partendo. E veramente per me è una cosa esagerata il centro stampa, perché prima dovevo fare tutto io, praticamente arrivava l'ordine, prendevo i soldi, avevo trovato un centro stampa che mi faceva il vostro lavoro, però io dovevo farlo io, l'ordine al centro stampa, mandare tutto, era una menata infinita. E invece così non ci penso più, nel senso, arriva l'ordine, io vedo che arriva l'ordine, sono sicuro che arriva tranquillamente, di conseguenza ho già fatto una prova, sono stato uno dei primi a provare all'inizio il centro stampa con un pacchetto perso e più ritrovato, e proprio i nostri primi test con gli spedizionieri che guarda, in Italia, che non so dove sia andato a finire, uno online che non ha avuto problemi con il centro spedizioni. Guardate, apriremo un capitolo troppo grande, scriveremo un libro, perché ne abbiamo provati 80 per trovarne uno un po' stabile, che abbiamo trovato pacchi veramente rigidi, distrutti, non so come, cioè, fatti apposta, però penso che abbiamo trovato la soluzione stabile in questo periodo. Poi la cosa bella è il fatto che il pacchetto arrivi direttamente con il logo del fotografo, perciò sembra che sia io direttamente che li mandi, perciò è molto più professionale, molto più bello, non arriva col pacchetto con la marca Apri il Sud di turno o quello che sia, arriva col mio nome, anche se qualcuno mi chiede come mai arriva l'Agrigento che c'è di Brescia, però vabbè, questo è un altro discorso. però molto bello, mi sono trovato molto bene in realtà, molto molto bene. Benissimo, la stessa domanda con gli ultimi aggiornamenti ancora meglio, visto che c'è il centro stampa duplicabile con la personalizzazione dei prezzi e tutto, ancora meglio. Chiaro, considerate che il settore sviluppo nel centro stampa stanno lavorando come i muli, come i bresciani.
come bresciani, esatto. Quindi non è un modulo già definito, quindi se già pensate che sia utile, stanno ancora sviluppando un sacco di roba veramente super super interessante, frutto della condivisione che abbiamo nel nostro gruppo privato, frutto delle tante richieste degli utenti e del bel rapporto che abbiamo instaurato con i nostri clienti. Quindi per questo ci materializziamo spesso, per dare un volto, un'identità alla nostra azienda. La stessa domanda la facciamo a Danilo: qual è stata un po' la prima impressione quando hai saputo del centro stampa? E ho dimenticato a chiedervi da quanto tempo state utilizzando la piattaforma. Quanto tempo? David, tu? Io penso almeno 2 anni, penso. Ah, ok. Perché è parecchio tempo che la cercavo e non so esattamente, ma parecchio tempo. Bene. Danilo, tu? Sì, anch'io credo un paio d'anni. E chiaramente poi l'evoluzione al centro stampa è stata una bellissima sorpresa. Chiaramente appena disponibile ho subito avuto voglia di provare, quindi anch'io ho mandato qualche mia stampa per testare insomma il servizio, per capire la qualità. La mia non si è persa però per fortuna e quindi ho mandato vari formati, varie tipologie di carta e sono rimasto sicuramente entusiasta, proprio perché questo, a parte un discorso di immagine, no? Quindi il pacchetto che arriva a casa del cliente con il nostro marchio, ma è un risparmio di tempo veramente grande. E poi, appunto, come diceva poco fa Gianmarco, alla fine si riesce a guadagnare vendendo foto anche in momenti in cui io quest'estate ero in vacanza e ogni tanto mi arrivava una notifica di foto che erano state acquistate e quindi insomma bello quando arrivano vedere che qualcuno sta comprando le tue foto e avere subito la disponibilità dei guadagni, insomma non è poco. Però ecco, la grossa comodità di non dover pensare a mandare le foto in stampa, trovare il modo di farle scegliere, mandarle in stampa, riceverle, riconsegnarle o rispedirle di nuovo, è un risparmio veramente di tempo, di energie, di soldi anche notevole. Vogliamo parlare di quante foto rimangono nei cassetti? Oh, una marea. Oltretutto. Okay. Oggi non avendo lo studio poi peggio. Certo, sicuro. Nel nostro caso almeno peggio. Certo, considerato che oggi vengono acquistate prima, vengono pagate prima e poi vengono spedite in 48 ore, quindi una delle cose fondamentali è non dimenticare che non rimangono nel cassetto e lì va via il guadagno e la spesa delle fotografie, che da guadagno siamo passati a costo. Esatto. È una cosa grave se trasformiamo i clienti da euro in ingresso a euro in uscita. Esatto. Quindi continuiamo con le domande. La seconda domanda è: con quale tipologia di servizio avete utilizzato principalmente il centro stampa? Lo chiedo a David. Centro stampa in particolare coi saggi di fine anno. È stata una comodità esagerata perché vado a far visionare le mie fotografie a una quantità di utenti grande, tra genitori, ragazzi e quello che c'è, perciò loro da casa loro tranquillamente guardano le foto e tranquillamente ordinano, senza avere traffici e telefonate strane o gente che ti viene a casa a vedere le foto. Quella è stata veramente una salvezza. E il centro stampa anche su alcune gare sportive tipo mountain bike, eccetera, anche quelle sì. Eventi sportivi, diciamo, dove c'è gente di zone molto diverse rispetto alla mia. Come hai gestito l'invio del link? L'invio del link viene gestito direttamente con la scuola o con la palestra di turno o con l'organizzatore di turno che facendo un contratto direttamente con loro invia il link una volta pronto o addirittura prima, perché il link posso prepararlo prima
ai diretti interessati. Generalmente hanno i gruppi WhatsApp, hanno una mail list o roba del genere, e da lì inviano direttamente il link. Una comodità esagerata. Certo, a qualcuno devi far capire, come dicevo prima, che devono iscriversi, che devono registrarsi e che devono star lì al computer un attimo. Qualcuno non ci arriva, però purtroppo. Chiaro. Io ti do un'informazione che ti davo poco fa nel backstage, te la voglio ripetere qui online. Noi, in quanto creatori di AppYourShoot, abbiamo avuto AppYourShoot un anno prima dell'uscita per fare un test nella nostra zona e verificare tutti i problemi che aveva, tutti i miglioramenti. Quindi dal 2019 che nella mia zona consegniamo le gallerie immagini con un'app, quindi consegniamo non più con pendrive ma con un'app. Se tu vieni nella mia provincia, tutti ormai sono super abituati a gestire un'app, a gestire tutto quello che c'è all'interno di un'app, perché tutto quello che è nuovo sappiamo ha bisogno di un po' di tempo per apprenderlo. Ma ti dirò di più che mi sono trovato a parlare con colleghi che mi dicono ultimamente vengono a fare il preventivo, la prima cosa che mi chiedono è: tu come consegni le foto? Perché so che vogliono detto se ho l'app o meno, perché ovviamente quando una persona si trova bene la fa vedere agli amici. Chi è un boomer all'inizio non capisce, però dopo la pandemia mio padre acquistava su Amazon a 70 anni come fosse un ragazzino, ovviamente perché prima lo facevo io, dopo si è trovato a casa da solo, quindi ha dovuto imparare come si clicca, acquista e vai avanti, che è Amazon. Però è anche vero che col tempo ci si abitua, quindi dobbiamo dare un po' di tempo al nostro mercato che prende confidenza con uno strumento, lo troveremo sempre più semplice e fra qualche anno sarà lo strumento indispensabile che tutti chiederanno e che tutti utilizzeranno in maniera semplice. Esatto. Sì, è vero, bisogna darci un attimo di tempo per abituarsi a questo tipologia di... Dobbiamo essere quelli che educano i nostri clienti in questa fase. Diciamo che nella mia zona io sono l'unico che utilizza questa AppYourShoot, ci sono altri 2 miei amici con cui si sono legati a quella, la utilizzano un po' di meno, ma io sono l'unico che punta tanto su questo. Per tutti gli altri c'è ancora il classico fotografo col negozio che le 50 cresime che fanno nel paesino vanno tutti lì a vedersi nel negozio, io invece faccio tutto online direttamente da lì e ognuno compra quello che vuole. Che è un po'... ha alcune cose negative in certi casi, che qualcuno dopo si dimentica di andare a vedere le gallerie, però piano piano li si educa. Ci penseremo noi a breve. Esatto, mi hai anticipato, Andrea. Ci svegliamo noi. Mi hai anticipato. Danilo, la stessa domanda la faccio a te. Quali sono stati i servizi più utilizzati per le gallerie immagini? Per il centro stampa, scusami. Anche per me, sicuramente per i saggi di studio, in questo caso delle scuole di musica, sono stato un grosso aiuto, ma l'ho usato anche per comunioni, cresime, chiaramente con il vantaggio di dare la possibilità ai clienti di guardarsele in famiglia quando gli fa più comodo, perché altrimenti prima o non c'è il papà o non c'è il figlio, non c'è la mamma, e quindi diventava spesso complicato anche fissarlo. Invece in questa maniera se lo guardano quando gli fa più comodo, di sera o altro, e fanno l'ordine. Quindi questo è già stato una grossa comodità lo scorso anno senza il centro stampa. Chiaramente, per i motivi che abbiamo detto prima, il centro stampa, il servizio è diventato ancora più completo, quindi ma oltretutto in questo ultimo periodo lo sto usando anche per me, nel senso che io mi faccio le gallery e ce l'ho lì a portata di mano, e quando devo mandare una stampa senza andarla a ricercare da altre parti, me la trovo lì e la stampo. E per lavori di quel genere, ecco, adesso oggi ho finito delle cose con un'agenzia di immobiliare, e quindi loro vanno lì, anche se poi chiaramente in quel caso non si usufruisce del centro stampa, però per la loro selezione delle foto, il download è un sistema comodo, si presenta comunque bene, e quindi a quel punto lo uso a 360 gradi, insomma.
Chiaro. Consideriamo che AppShoot adesso sta diventando un grande strumento che contiene tutti i vari tools che un fotografo ha bisogno, quindi il nostro obiettivo sarà quello. Tra quello che abbiamo e quello che inseriremo a breve, il nostro obiettivo è quello di offrire ad un cliente la possibilità di fare un preventivo, un contratto, inviare delle mail ricorrenti, consegnare delle foto e dargli la possibilità di farsi una selezione, commentare un album per delle modifiche, organizzare la giornata lavorativa. Quindi abbiamo inserito tantissimi strumenti e naturalmente, come tutte le piattaforme, ognuno la utilizza per quegli strumenti che gli servono, no? Io utilizzo Photoshop da 20 anni, però posso dire di utilizzare 10 strumenti e quelli uso da una vita. Stessa cosa poi magari con Premiere, ne uso qualcuno in più, però è così che funzionano tutte le piattaforme, in base alla tua esigenza, perché qualcuno mi dice sì, ma io non la sfrutto tutta, ma non devi per forza sfruttarla tutta. Tu puoi utilizzare anche solo un modulo. Noi abbiamo clienti che con la galleria, con AppShoot, ci fanno soltanto l'invio delle gallerie immagini. Dico, ma vedi che puoi fare i preventivi? Sì, ma non lo voglio fare in modo mio. Vedi che puoi fare quello? Sì, ma non mi interessa. Quindi non è obbligatorio utilizzare l'intera piattaforma. Motivo per cui abbiamo diverse tipologie di piano in base alle proprie esigenze. Ok, partendo da 8,90 € a raggiungere un pacchetto importante che ha tutto completo, quindi ognuno lo utilizza in base alle proprie esigenze. Passiamo alla terza domanda. Se vuoi fare... Hai qualcosa da dire, Gianma? Scusami. No, dicevo, la gente a volte ama lavorare di più, no? Come il caso di quel fotografo che utilizza AppShoot, si fa mandare le stampe al suo studio, le spacchetta, butta il cartone e poi le rimpacchetta, le manda a nome suo. Era una battuta per dire la gente a volte ci gira intorno quando c'ha lo strumento e non lo utilizza, no? E poi ti dice com'era facile. Ok, io darei spazio, anche se sei d'accordo, Andrea, a delle domande o ci arriviamo dopo? Facciamo l'ultima domanda, che chiudiamo le domande agli ospiti e poi passiamo alle domande. Ok, li cacciamo. Domanda, poi... visto che siamo in tanti, voglio ricordare che alla fine di questa diretta lanceremo un'altra piccola bombetta. Andremo un passo avanti rispetto a quello che abbiamo detto la volta scorsa, quindi diremo di più. Ok? Neanche tu lo sai già, ma te lo devo dire, però non ho avuto tempo. Allora devo rimanere qua per live. No, te lo dico live. L'ultima domanda, ritorniamo da David, cosa ne pensano i tuoi clienti del sistema, che penso sia una delle cose più importanti, e voglio sottolineare il fatto che in questo periodo, non so se da sempre o in questo periodo specifico, i nostri clienti, o almeno qua al sud, hanno una parola ricorrente o più parole ricorrenti, che sono novità, che sono io lo voglio particolare, io voglio un servizio unico, io voglio qualcosa che non hanno mai visto, ok? Quindi offrire un nuovo servizio, qualcosa di innovativo, è diventato veramente complicato in un momento, in un'era che la tecnologia va così veloce che il tempo che hai uno strumento, il tempo che passa la moda e si passa ad altro e non è più innovativo. Cosa voglio dire? Utilizzare le gallerie immagini oggi stupirà i vostri clienti, perché non erano mai stati abituati a uno strumento così bello da utilizzare, un'app, le foto nel tuo cellulare, sempre a portata di mano, condivisibili con chi vuoi. Fra qualche anno questo effetto svanirà, perché sarà la normalità ricevere le foto tramite un'app, che sia la nostra, che sia un'altra app, però sarà la normalità. Quindi oggi chi utilizza per primo l'app, soprattutto nella sua zona, avrà una leva in più da mostrare, che è l'innovazione dell'azienda, che si presenta super digitale, dal preventivo alla consegna delle foto alla consegna delle stampe per i vostri clienti e per gli ospiti dei vostri clienti. Quindi un servizio che abbraccia
tutti i clienti e i loro ospiti, che nel caso di un matrimonio, di un battesimo, qualsiasi tipologia di evento. Detto questo, David, volendo sottolineare questa cosa che tu hai appena detto in business, dice ok, vabbè, ma come si traduce in soldoni? In business si chiama vantaggio competitivo. Quindi il vantaggio competitivo è come fare una gara dei 100 metri per vincere l'oro olimpico, solo che voi partite con 30 metri di vantaggio. Oddio, io ne dovrei partire con 80 forse metri di vantaggio, ma comunque vi aiuta a poter arrivare primi, ok? E quindi a accaparrarvi il cliente. io dico sempre che nel 2012 comprai il drone e Esatto. per 2 anni mi hanno chiamato quello col drone. Quello col drone. Cioè quel fotografo col drone, cioè, era una cosa tipo aliena. Okay? Esatto. Ora, poi tutti hanno il tutti drone. i ragazzini hanno il drone, no? Ormai possiamo dire che anche i ragazzini hanno il drone migliore dei fotografi a volte. Esatto. Poi magari per chi interessa c'è il concetto di curva a campana, non mi dilungo qui, mettiamo un link al canale Telegram dove viene spiegato diciamo in ambito business quello che hai appena detto tu. Va bene, lo linkiamo nei commenti. Quindi David, cosa ne pensano i tuoi clienti? Allora, come dicevo prima, ho 2 tipologie di clienti: quelli che sono tecnologicamente avanzati o comunque sono normalmente tecnologicamente avanzati, diciamo, che non hanno nessunissimo problema, lo ritengono un sistema efficace e molto comodo e veramente simpatico, perché è veramente proprio alla portata di tutti. Quelli che purtroppo hanno un'età, un po' più avanzata, che usano Facebook così tanto perché quelli vanno un po' in difficoltà, perché sono un po' abituati alla vecchia maniera del bravissimo, così. Quelli che muovono solo il dito, che fanno così, basta. Esatto, quelli che scrollano così. Quelli, l'ultimo m'ha detto un signore qua, ho fatto un evento importantissimo qua nel mio paese, dove ha coinvolto un sacco di persone, e gli ho mandato il link per vedere, lui si è registrato, dopo avergli spiegato come registrarsi, mi ha visto per strada e mi fa: "Ma tu sei troppo complicato". E io lo guardo e faccio: "Perché?". "Cavolo, devo guardare tutte le foto". Cavolo, gli ho detto: "Ma se vai dal fotografo cosa fa? Ti fa vedere tutte le foto? Cioè, nel senso, che cosa cambi? Le guardi a casa tranquillo e beato?". Troppo difficile. Dal Troppo fotografo lo bendano e gli fanno lanciare le freccette sulle foto, quelle che prende quelle poi che gli piacciono, penso così. Alla fine sono anche perché è un sistema talmente personalizzabile, nel senso, se in una gara io faccio l'accordo direttamente che hanno il download gratuito delle foto per qualsiasi motivo, io posso permettermi di fare il download gratuito, ma lascio il centro stampa, perché se uno vuole il centro stampa va direttamente sul centro stampa, fa tutto da solo, più bello di così. Nei saggi invece stampano tutto, Crazy Me, che vendo tutto, alla fine tutto personalizzabile, posso personalizzare tutto, più bello di così, anche i clienti stessi son contentissimi, per adesso sì, tranne quelli che fanno così, tranne quelli, purtroppo. Danilo, tu invece? I tuoi clienti, impressioni, pareri? Diciamo che forse sono stato più fortunato. In realtà hanno tutti accolto questa novità in maniera positiva, anche se poi qualcuno mi ha chiesto appunto l'alternativa, ma io non l'ho data. Volutamente ho voluto correre questo rischio, perché dare un'alternativa significa comunque non abituare chi non vuole cambiamenti, e quindi ho preferito correre il rischio, proprio visto che qualche reticente aspettato qualche giorno, poi ha trovato il modo di fare il bravo, suo bravo. e quindi alla fine ho raggiunto gli stessi obiettivi degli anni passati, come abbiamo detto prima, faticando di Io è arrivato un ordine, noi seguiamo moltissimo i nostri carrelli, io parlo come fotografo nel mio studio fotografico, seguiamo tantissimo i carrelli, quindi quando guardiamo quotidianamente, guardiamo se ci sono carrelli e proviamo a spingerli per chiuderli, perché qualcuno pensa che basti semplicemente dare una galleria immagini. Sì, per guadagnare con una piccola percentuale. Se io voglio allargare la percentuale d'acquisto, devo creare delle attività con i miei clienti per ricordarglielo, perché molti
hanno il piacere di fare le foto, ma in una vita incasinata, fatta da 1000 attività, lo dimenticano o rimandano. Quindi il fatto di richiamarli e dire: ciao, sai che c'hai un carrello abbandonato, ho visto, hai bisogno di aiuto per evaderlo o stavi ancora completando l'ordine? Lo sai che ho visto che hai fatto un grande ordine, se arrivi a 100 euro ti regaliamo un poster, ok? E qui ci sono due pareri, c'è quello che dice: no, io mi vergogno a fare queste cose, anch'io, tanto è vero che ho una ragazza che si occupa di quello nella mia attività, che lo fa volentieri rispetto a me che lo farei con un po' di imbarazzo, invece lei lo fa bene, quindi se non siete capaci, non siete in grado, potete anche delegare. Se non lo fate perché vi sembra brutto, lasciate dei soldi sul tavolo, però dovete avere la consapevolezza che è così. Si può fare anche in formato elettronico. Esatto. Sì, 1000 modi, però il fatto di una chiamata che chiedo se ha bisogno di aiuto e quant'altro mi ha fatto evadere tantissimi carrelli, per non dire quasi tutti i carrelli che mi trovo all'interno. Mi collego a David che dice: ho clienti poco tecnologici, anch'io, ma quel cliente stesso, se deve comprare un biglietto dell'aereo, chiama il nipote e si fa aiutare. Non lo può fare al fotografo, perché io ho detto a una cliente: sì, guarda, ce l'ho nel carrello perché ci capisco niente del pagamento e non riesco a farlo. Poi magari passo, non lo so. Dico: sì, ma non l'ha visto che le ho detto che c'è la promo, se entro X compra e c'è il poster. La sera cade un pagamento perché evidentemente è tornato a casa il figlio, il padre e quant'altro, però gli ho dato un incipit, gli ho messo in mente: ricordati di fare un'azione che hai bisogno di essere guidata da qualcuno. Tutti abbiamo qualcuno tecnologico al nostro fianco, ok? In questa fase abbiamo una percentuale, come dice David, di persone tecnologiche che non hanno bisogno di nulla se non trovano il sistema fantastico, dall'altra parte persone che ovviamente avranno bisogno di essere guidate, ma quelle ci saranno, ed è normale che sia così perché fa parte dell'essere umano. Non tutti possiamo essere tecnologici, non tutti vogliamo sposare la tecnologia, quindi ho amici che non hanno lo smartphone, quindi ognuno libero di fare quello che vuole. Detto questo, possiamo iniziare a far fare delle domande a chi vuole, visto che siamo online. Se già c'è qualcosa interessante, vediamola e la leggiamo. Mi sembra che Massimo Inturrisi... Massimo Inturrisi, sì, grande. Ciao Massimo. Aspetta, qua c'è invece Massimo Mattia. Io mi chiedo come mai io non riesco a vendere nulla. Massimo, noi ti invitiamo a fare una chiamata con il nostro customer service e spiegarci un po' cosa fai, perché la domanda più importante è: cosa fai per far sì che la gente stampi? Come dicevamo, non basta inviare la galleria immagini, però in questa fase dobbiamo guidare le persone perché stiamo dando uno strumento nuovo che non conoscono. Quindi dobbiamo in questa prima fase quantomeno guidarli o istruirli prima dell'utilizzo. Ci sono altre domande? Gemma, tu hai visto qualcosa? Sì, c'era Massimo Inturrisi. Massimo Inturrisi che diceva? Chi se lo ricorda? David, con le cresime come lo gestisci? Un'unica galleria multicliente o una galleria per cresimante? Bella domanda, Massimo. Bella domanda. In realtà sia le cresime che i saggi di fine anno sono tutte gallerie multicliente, perché sarebbe ingestibile una galleria per cresimante, per il fatto che spesso le famiglie hanno magari 1 o 2 bambini e dovrei creare dei link un po' specifici. Preferisco creare anche per i saggi di fine anno la stessa cosa, nella stessa palestra magari ci sono 2 o 3 fratelli che fanno lo stesso ordine, cioè lo stesso saggio di fine anno, diventerebbe ingestibile. Perciò faccio tutte gallerie multicliente. Su questo punto potrei fare una richiesta, vediamo un attimo se è possibile, specialmente con i saggi di danza, poter creare la possibilità di vendere il pacchetto intero di una semplice sottogallery, perché tutte le gallery io li divido in sottogallery, che potrebbe essere la cresima, potrebbe essere l'evento proprio della cresima o l'evento della comunione, perché da noi le fanno insieme, comunione e cresima è lo stesso giorno, o l'evento delle foto di gruppo, eccetera, no? E vendere proprio tutto, la possibilità di vendere tutto il pacchetto invece di foto singola. Quella potrebbe essere l'unica mia richiesta, così.
Ok. Voglio ricordare, faccio una parentesi veloce, voglio ricordare che tutto il mese di settembre la spedizione è completamente gratuita, quindi ovunque vi troverete la spedizione gratuita per i prossimi 5 giorni, quindi approfittiamone. Naturalmente, quando diciamo spedizione gratuita, oltre ad approfittarne voi, se magari dovete mandare stampa dei poster da regalare alle vostre coppie perché magari l'avete promesso o roba vostra personale, ricordatevi che dovete comunicare ai vostri clienti che la spedizione è gratuita. Sì. Quindi approfittatene per mandare una mailing list a tutti i clienti che avete dicendo che c'è la spedizione gratuita. E inoltre c'è anche un coupon da 10 euro sempre fino al fine di settembre che potete girare al vostro cliente. Ok, vi sarà arrivata una mail con tutte le descrizioni nel dettaglio, quindi tutti quelli che siete online, se avete un piano in abbonamento, nella mail c'è una guida per spiegarvi come sfruttare questa promo. E io l'ho sfruttata con la mailing list, creando proprio una mailing list inviata a tutti i clienti e specificando proprio questo. In effetti per questo l'ordine che è arrivato un'ora fa l'hanno utilizzato proprio con questo sistema. Okay. A tal proposito chiedono se c'è un minimo di spesa per la spedizione gratuita. 30 euro. Il minimo di spesa è 30 euro. Lo troverete quando fate l'ordine. Però comunque hanno ricevuto il messaggio WhatsApp e l'email che li come dice informava, David, giusto? Sì. Esatto. Però come dice David, gli ordini, ok, mi arrivano nella prima comunicazione, ma dopo faccio una mail, dopo invito la gente a stampare, altrimenti si dimentica, perché siamo in un mondo incredibilmente in cambiamento. La giornata è diventata iper attiva, iper differente, non so come spiegarlo, però abbiamo il telefono che guardiamo 100.000 volte al giorno, facciamo sempre cose differenti e quindi magari rimandiamo. Ci sono altre domande che qualcuno vuole fare? A quella abbiamo risposto, a Paolo Ponti. Qualcuno dice, ma per la privacy sono foto di minori. Quello bisogna organizzarlo prima di Up Your Shot, quindi si fa un accordo con la scuola per le liberatorie e per altro. Però questa è una domanda che fanno spesso, però in questo caso le foto che dovete mettere online dovete fare un accordo con la scuola prima, anche perché non è il discorso di averle in una galleria. In teoria, se non avete una liberatoria firmata, non potete averla neanche nell'hard disk. Quindi, se faccio l'esempio più grave, sulla macchina fotografica. Esatto, la cosa più grave potrebbe essere se non avete la liberatoria del padre di una minorenne e il padre sa che tu hai le foto nell'hard disk, è uguale averle pubblicate. Detieni le foto di una minorenne senza il permesso del genitore. Quindi fate un accordo in questi casi, quello che consigliamo con la scuola di danza, con l'evento X, dite tieni 10-20 fogli liberatori, quelle che sono, fammele firmare dai genitori e stai sereno. Lo fai fare alla maestra, così non so David come gestisce. Faccio così, proprio una liberatoria generale mandata prima, le voglio stampate tutte prima, specificando che il link che arriva è di loro responsabilità se va in giro ad altre persone. Il link è specifico per la scuola di danza e deve andare a loro, basta. Noi invece di fare 50 fogli abbiamo fatto una liberatoria in cui diciamo la maestra che si assume la responsabilità di le foto scattate ai minori, dietro però in ogni caso facciamo firmare tutti i genitori che leggono e firmano, quindi anziché 50 fogli gliene dai uno, te ne riconsegna uno, al massimo 2 e ti conservi tutto in maniera più ordinata. Sì, quello sì. Sarebbe possibile gestire anche le liberatorie con voi? Sì, l'abbiamo pensato, però siccome sulla firma digitale ancora è un po' una situazione un po' delicata, abbiamo voluto accantonarla perché non l'abbiamo messo tra le nostre priorità. L'abbiamo pensato, sì, ne abbiamo parlato, sì, perché si parla spesso di saggi, si parla spesso di liberatorie. Avevamo creato pure un modello che avevamo messo a disposizione, quindi se qualcuno vuole possiamo mandarlo, però in questo momento che la firma digitale non è ancora
super chiara, abbiamo deciso di lasciare le cose come sono per evitare di incorrere a delle responsabilità importanti. Ci stiamo concentrando più su strumenti che ti permettono di guadagnare di più e non roba burocratico-legale. A tal proposito, Andrea, mi inserisco con questa notizia, visto che comunque l'avremmo detto dopo, ma l'argomento lo richiede. Nel Business in Talk, di cui parleremo, accenneremo dopo mandando il link, una delle puntate è con ospite l'avvocato Paola Perrone, che è specializzata appunto in contrattualistica e in fotografia, insomma, in copyright, in fotografia. Quindi iscrivetevi, così potete fare tutto, è gratuito, e tra l'altro è offerto da AppioShoot, perché AppioShoot vi dà la possibilità dello strumento e di gestire anche la vostra azienda in un determinato modo. Quindi ha investito in Business in Action per regalarvi questa cosa, è gratuita, lo potete fare tranquillamente, c'è l'avvocato in una di queste puntate, potete fare tutte le domande che volete e così ci togliete dall'imbarazzo di dovervi dare delle risposte che da non tecnici, ovviamente, quali non avvocati siamo io e Andrea, poi vi diamo, insomma. Quindi non prendete come oro colato quello che vi abbiamo detto noi o Andrea o io, perché alla fine è sempre meglio sentire il parere di un legale. Assolutamente d'accordo, lasciamo il compito a chi di dovere. Noi parliamo del nostro sistema, il motivo per cui non l'abbiamo ancora integrato. Quindi andiamo, guardiamo, ci sono altre domande. Io scarico le gallerie, scusa, guardiamo che dice Massimo. Andrea, non è proprio uguale se io carico una galleria privata solo per il cliente, che è solitamente il padre o madre, un'altra che utilizzo la stessa galleria per più clienti e bambine, in cui tutti possono vedere e scaricare le foto di tutti. Forse non ho afferrato bene cosa hai detto. Cioè, lui dice, se io faccio una galleria con più persone, sì, tutte le persone possono vedere poi le foto di altri bambini e quindi poterle scaricare in anteprima. Chiaro, se fate abbiamo un progetto che è quello di rendere una galleria visualizzabile a un singolo cliente, non è ancora attivo, però dare tutto il saggio di danza, esempio, con il nome dei momenti, non so se David fa così, noi facciamo così, noi prendiamo tutto il saggio, non lo dividiamo per bambini, lo dividiamo per come si chiama? Canzone, per momento. Sì, okay? esatto, per spettacolo. Saggio di danza classica, anche perché devo selezionarle io queste foto? Quello è stato il saggio, è stato un evento pubblico dove abbiamo scattato a tutti. Poi, naturalmente, se vogliamo fare una gestione più dettagliata e più selezionata, è ovvio che il lavoro che dobbiamo fare dietro è un poco più complicato. In questo caso basta fare una galleria per ogni bambino ed è uguale. Quindi comunque rimane un lavoro macchinoso. Noi il consiglio che diamo il saggio di danza in un'unica galleria in cui le cartelle sono il nome dei momenti, dei balli, e all'interno vi garantisco che le persone gradiscono il poter guardare le fotografie di tutti. In ogni caso l'evento è stato lì, a volte qualcuno dice sì, ma tutti guardano le foto degli altri. Sì, ma l'evento è stato in piazza. Sì, beh, ma infatti è un pubblico, cioè nel senso chiunque poteva fare un video col cellulare, quindi dico non vi preoccupate di troppe cose, perché magari sono solo cose che fanno perdere del tempo. Abituate i clienti a fare a gestire il lavoro vostro più semplice possibile, perché il risultato è uguale, ma avete perso molto meno tempo, e dall'altra parte i clienti apprezzeranno il fatto di poter guardare tutte le foto. Poi naturalmente ognuno gestisce le cose come meglio crede. Comunque anch'io, Andrea, faccio come te. Anch'io Andrea, faccio come te. Utilissimo, cioè la gente è super soddisfatta e li utilizza molto bene, anche perché cosa succede? Ci sono tante persone, tipo ci sono dei bimbi piccoli che partecipano solo a un ballo, quindi la mamma sa che va là, la trova là sicuramente. E un altro consiglio che voglio dare:
se consegnate in una galleria immagini 8 miliardi e 200.000 foto, ovviamente la gente avrà difficoltà ad acquistare, i vostri clienti entrano in tilt, quindi dovete alla base fare una selezione, meno foto ci sono, più facile sarà la scelta. A volte troviamo gallerie fatte che sembrano stop motion, che capisco che lo scatto è così, anche io scatto così, ma devi filtrare alla base, perché se mi fai vedere 5 foto uguali mi stresso, vado avanti, sto 2 minuti e rimando al giorno in cui avrò più tempo, visto che ogni foto ci sono 6 scatti. Quindi fare un filtro alla base vi permette di essere più efficaci e poter vendere molto più facilmente a un cliente senza disorientarlo. Vediamo che dice Emanuela Bellini. La mia difficoltà di utilizzo è legata al fatto che per me la vendita principale è quella dei fotolibri, sia per le comunioni, cresime, sia per il matrimonio. Ci saranno novità in merito? Cioè è possibile acquistare il fotolibro in vari formati come prodotto? No, non valgono gli spoiler, ma penso che da questo imbarazzo avete capito che qualcosa bolle in pentola. Come Okay? si toglie Andrea dalla diretta? Come si muta Andrea dalla diretta? Mutatelo, okay, per favore. Lancio possibilità di scaricare, che allora qua vediamo che dice Daniela Zanella: nella cresima e comunioni non lascio la possibilità di scaricare, creo delle sottocartelle divise in momenti comunione, cerimonia, immagino dice poi vari momenti, e poi aggiungo le cartelle divise per i nomi dei bambini che contengono solo le foto di famiglia dentro e fuori la chiesa. Naturalmente Daniela dice la comunione è gestita da delle foto in posa fatte prima o dopo la messa, che sono quelle 4 foto ciascuno, 5 foto quelle che sono, e poi c'è il momento live che è tutta la cerimonia. Naturalmente dice una cartella con tutta la cerimonia, stampati quello che vuoi, anche perché se in una sedia sono seduti 5 ragazzini a fianco, la stessa foto la possono acquistare 5 persone, quindi non puoi metterti a duplicare. Se vuoi fare le foto, la foto così. modello Insta. Abbiamo il crop, abbiamo il crop. No? Puoi cropparla dall'app. Quindi ovviamente è più bello fargli vedere a una persona solo le loro foto, ma a noi ci comporta un lavoro immane che non è così importante. Selezioniamo solo quelle in posa che sono più semplici, le foto insieme gliele mettiamo tutte insieme. In ogni caso erano in una chiesa aperta al pubblico in cui potevano entrare chiunque e fare un video, quindi non vi preoccupate che qualcuno vede le foto di altri, perché era un evento live, non era a casa di una persona specifica. Quindi andiamo avanti, ci sono altre domande? Siamo all'ora, un'ora e un minuto. No, dici bene. Fermiamoci qua, facciamo di nuovo le comunicazioni su i luoghi in cui ci troverete fisicamente, quindi in ordine di tempo saremo il 24 e il 25 ottobre da Giuseppe Onolfo al Digital Service Workshop a Cefalù, quindi partiamo dal sud. Saremo il 7 di novembre presso l'associazione FVP a Gravina di Puglia. Saremo il 23 e il 24. Ci sono anch'io. C'è anche Gianmarco in questo evento. Il 23 e il 24 novembre c'è di nuovo anche Gianmarco io di nuovo al Master of Wedding Photography di Lecce. L'8 e il 9 di marzo saremo alla Fiera della Fotografia a Napoli, quindi ne approfittiamo per dirvi che ci sono questi belli eventi in giro per l'Italia e che partecipare è veramente importante, sia per condividere, per conoscerci di presenza, per scoprire le novità di qualsiasi attività, dalla fotocamera alla stampa alle nuove aziende. Arricchirsi non fa altro che bene, quindi in questi eventi ci troverete fisicamente. Ragazzi, grazie ancora. Un saluto a tutti. Grazie mille. Ciao. Ciao. Ciao.